Piattaforma aperta per gli over 60, 36.000 le dosi disponibili, si sono già prenotati in 6.000. Risalgono i contagi in Calabria, oggi si contano 459 positivi, ma aumentano anche i tamponi processati, 5 le vittime nelle ultime 24 ore. Colpo alla cosca pesce di Rosarno, 53 arresti e sequestro di beni per un valore di 8 milioni e mezzo di euro. Operazione antidroga della DDA di Catanzaro, 21 indagati, 11 in carcere, droga importata dal Sud America. Per oltre 15 anni ha percepito lo stipendio senza mai recarsi sul posto di lavoro. La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini nei confronti di un presunto assenteista seriale e dipendente dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque bisogna accelerare sulle vaccinazioni. Obiettivo è la somministrazione di 500.000 fiale al giorno. La circolare della struttura commissariale alle regioni. Per la Calabria il target da raggiungere supera le 9.000 inoculazioni giornaliere. Sentiamo. Il generale Figliuolo detta i tempi delle vaccinazioni. Lui, esperto di logistica, è abituato a ragionare per obiettivi. Il piano prevede il raggiungimento di 500.000 somministrazioni al giorno. Le regioni dunque dovranno adeguarsi, accelerare e seguire la tabella di marcia imposta dalla struttura commissariale nazionale. Per la Calabria, nella settimana dal 16 al 22 aprile, il target da raggiungere è l'inoculazione di 9.644 dosi di siero al giorno, per un totale di 67.510 in una settimana. Nel documento reso pubblico oggi si evidenzia che il criterio della distribuzione delle dosi è stato rivisto in base al principio una testa, un vaccino, a partire da una proposta della struttura commissariale condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il cui contenuto è diventato esecutivo tra il 15 e il 18 aprile. Al momento la nostra regione non ha questi numeri, ma dovrà adeguarsi. D'altronde aumentano i centri vaccinali in ogni provincia e l'apertura degli hub come Catanzaro e Corigliano Rossano rappresentano la possibilità concreta di aumentare la platea dei vaccinati. A Catanzaro si somministra solo AstraZeneca e secondo i sanitari a rifiutarlo è stato il 5% degli aventi diritto. Nei prossimi 3 mesi in Italia arriveranno 54 milioni di dosi. Ad assicurarlo Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. Breton, come l'amministratore delegato di Pfizer, sostiene che in autunno si tornerà alla normalità. Soffia il vento dell'ottimismo e si va verso le graduali riaperture. Intanto però bisogna fare i conti con la realtà e i fatti ci dicono che oggi il report del governo, la nostra regione ha 406.187 dosi somministrate a fronte delle 528.530 consegnate, con una percentuale del 76,9%, resta fanalino di coda in Italia. E come anticipato dal nostro TG è stata attivata la piattaforma per le vaccinazioni over 60 negli hub e nei centri vaccinali. Sarà somministrato solo AstraZeneca. È operativa in Calabria la piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 60, la fascia d'età tra i 60 e i 69 anni per essere precisi. Si somministrerà solo AstraZeneca presso gli hub e i centri vaccinali. La piattaforma per le prenotazioni del target di persone tra 60 e 69 è operativa già da ieri sera, dalle ore 22. Dopo una riunione quindi di condivisione col team di pianificatori dell'esercito, col commissario ad acta Longo e il presidente Spirlì, si è deciso di procedere subito e dare la possibilità agli over 60 di prenotarsi. Io le do alcuni dati. Grazie anche alla collaborazione delle ASP abbiamo inserito 36.000 slot, quindi 36.000 possibilità di prenotazioni, e alle 14 di oggi sono state le prenotazioni nel numero di 6.600. Ovviamente parliamo di prenotazioni per la vaccinazione col vaccino AstraZeneca, come riportato anche nel comunicato della Protezione Civile di ieri.
Un'altra cosa importantissima che è avvenuta oggi è anche l'apertura e l'inaugurazione del lab vaccinale di Siderno di queste ore. Ci sono degli hub che somministrano solo AstraZeneca come l'hub di Catanzaro. La procedura è questa: si arriva e nella prima fase, quindi nella fase di anamnesi, se si hanno patologie, ovviamente il medico potrà decidere di optare per quella persona un altro tipo di vaccino. In alcuni hub già c'è la possibilità di riprenotazione automatica, come ad esempio quello gestito dall'esercito di Vagliolise. Vaccinano da lunedì a venerdì con AstraZeneca e riprogrammano chi non può avere questo tipo di vaccino il sabato mattina. Quindi è il medico che decide se non può fare AstraZeneca e quindi inoculare altri tipi di vaccini. E vediamo il centro vaccinale che è stato inaugurato a Siderno. Un passo avanti e forse l'inizio di una maggiore sicurezza. Inaugurato a Siderno il punto vaccinazione anti-Covid nell'ambito del piano predisposto dal commissario nazionale generale Figliuolo. Una sinergia tra esercito, protezione civile e Croce Rossa con il supporto delle autorità comunali interessate e delle forze dell'ordine oltre che dell'ASP di Reggio Calabria. Il servizio rappresenterà una garanzia per le decine di migliaia di cittadini del comprensorio dell'Alto Ionio Reggino, una struttura analoga, lo ricordiamo, è stata attivata anche nel comune di Bianco. L'hub di Siderno ha già iniziato le vaccinazioni e chiaramente l'emozione non è mancata. Le possibilità di contrasto sono certo aumentate e di questa solida speranza si è fatto testimone il primo collaboratore del generale Figliuolo, il generale Pirro, in questi giorni in Calabria. Alla inaugurazione dell'hub sidernese erano presenti le massime autorità delle forze dell'ordine, i sindaci. Il punto vaccinale è stato inaugurato nel nuovissimo Palazzetto dello Sport che oggi diventa simbolo di una rinascita collettiva. E c'è una buona notizia che riguarda i caregiver, perché nei prossimi giorni sono previsti degli open day per la vaccinazione di alcuni centri della regione, tra cui Corigliano Rossano. Il sindaco Stasi ai nostri microfoni conferma l'apertura alle categorie a rischio come commessi dei supermercati. Si apre uno spiraglio per le vaccinazioni ai cosiddetti caregiver, cioè quelle persone che assistono quotidianamente parenti non autosufficienti. Domenica a Cosenza, Catanzaro e Corigliano Rossano si stanno realizzando dei veri e propri open day dedicati alla campagna vaccinale per questo tipo di categorie. 200 le dosi di AstraZeneca impiegate a Catanzaro e Cosenza per questa che immaginiamo sarà la prima giornata dedicata alla vaccinazione per i caregiver. Sullo Ionio Cosentino invece il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, sta pensando ad una 3 giorni di vaccinazioni con 500 dosi a disposizione, nelle quali inserire anche gli operatori dei trasporti e le commesse impiegate nei supermercati, allargando così a categorie che operano quotidianamente in condizioni di massima allerta. Il caregiver sarà possibile già a partire da giovedì e ho chiesto di allargare questa platea. Io sto chiedendo costantemente di allargare la platea perché in questo momento noi abbiamo l'esigenza imperante di vaccinare. Il vaccino c'è, abbiamo i medici che lo fanno, abbiamo le strutture che possono farle, devono consentirci di vaccinare perché altrimenti fra qualche settimana il problema sarà qualcuno si alzerà e dirà ma perché si poteva vaccinare e non si è vaccinato? Da questo punto di vista ho fatto delle proposte, ci sono dei lavoratori che non si sono fermati mai, neanche nel primo terrificante lockdown dell'anno scorso. Sono i lavoratori dei supermercati, sono i lavoratori dei servizi ambientali, raccolta rifiuti, gestione dei depuratori, sono i lavoratori dei trasporti. Insomma, ci sono una serie di categorie che ho individuato di lavoratori esposti che su base volontaria potremmo assolutamente cominciare a vaccinare e non ruberebbero il posto a nessuno. Che anche questa storia, io stamattina ho fatto un commento, ho parlato di moralità amorale. Si è fatto tutto un ragionamento moralista rispetto a quelli che rubano il posto, eccetera. Ma in realtà devono essere tutti quanti vaccinati. Allora, se c'è un binario parallelo per le fasce prioritarie, dove si deve assolutamente indicare
si deve assolutamente utilizzare un certo tipo di vaccino. Nel frattempo abbiamo l'altro vaccino che può essere utilizzato su base volontaria. Io ritengo che sia necessario, importante, doveroso farlo. Partiamo dalle categorie più esposte, da quei nostri concittadini che non si sono fermati mai. I numeri contenuti nel consueto bollettino della Regione: aumentano i contagi in Calabria, ma cresce anche il numero dei tamponi processati e oggi si registrano altre 5 vittime. Risalgono i contagi in Calabria, oggi si contano 450 nuovi positivi, ma aumentano anche i tamponi. Oggi ne sono stati processati 3.959. Sono 5 decessi registrati nelle ultime 24 ore, 2 a Reggio Calabria, 1 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Crotone. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 955. La provincia di Cosenza continua ad essere quella più colpita dal virus. Oggi si registrano 183 nuovi contagi. Per quanto riguarda le altre province, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Catanzaro 51, Crotone 69, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 139. Resta invariato il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi: 478 i pazienti ricoverati in reparto, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 47 i degenti in terapia intensiva. E comincia una nuova settimana di monitoraggio dei dati sul Covid-19. Dopo l'escalation dell'ultimo periodo ci si aspetta un calo dei positivi in provincia di Cosenza, l'area maggiormente interessata da questa terza ondata. Noi siamo andati negli uffici dell'unità operativa di epidemiologia. Si apre una nuova settimana di lavoro nell'unità operativa di epidemiologia dell'ASP di Cosenza. L'ufficio è preposto alla raccolta dati sulle positività per il territorio della provincia. L'ultimo periodo di riferimento è stato caratterizzato da un aumento dei casi. C'è attesa per il monitoraggio di questa settimana. Rispetto alla media dell'ultima settimana sembrano essere più bassi. Noi ci aspettiamo che in questa settimana si riduca un po' il numero dei casi e piano piano scenda, perché sono passati i fatidici 14 giorni dal periodo pasquale, dal Pasqua e Pasquetta, che è stato certamente uno dei motivi di aggregazione e quindi di pericolo di contagio, insomma di maggiore esposizione al contagio. Anche le strutture sanitarie gestite dall'ASP hanno vissuto un periodo di forte pressione, nonostante siano stati aumentati i posti letto. I posti letto si è un po' allentata la pressione sia sulla rianimazione che sui posti letto che Covid, diciamo, di medicina. Sono stati aperti nuovi posti letto, come abbiamo detto già l'altra volta, sia su Rossano che su Cetraro, quindi le strutture, insomma, sono un po' più disponibili ad accettare casi. Però, ci sono ancora pazienti in strutture di altre province? Sì, purtroppo sì, abbiamo 37 pazienti fuori ASP, 4 di questi sono in rianimazione. Adesso parliamo di tamponi e di dati. Nel prossimo servizio c'è chi ha analizzato la situazione della nostra regione. Sentiamo cosa è emerso. Discrasie nei numeri dei tamponi effettuati, il report dell'avvocato Antonio Ciacco, che sentite cosa ha scoperto analizzando l'andamento della curva epidemica. Il periodo che ho preso in considerazione va dal 4 gennaio 2021 all'11 aprile 2021. Mancano all'appello esattamente in queste 14 settimane, mancano all'appello 3.302 casi diagnosticati. Mi spiego meglio e rapidamente. Quali sono le fonti di cognizione? Le mie fonti di cognizione sono 2 documenti filefacenti: i bollettini regionali che quotidianamente la Regione Calabria dirama e che attestano i dati, i casi positivi effettivamente diagnosticati ogni giorno, e poi i report settimanalmente elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità. L'Istituto Superiore elabora i report esclusivamente sui numeri che altrettanto settimanalmente trasferiscono le singole regioni. E si badi, i report dell'Istituto Superiore serviranno poi ogni venerdì pomeriggio alla cabina di regia per assumere le proprie determinazioni. Ebbene, nel periodo 4 gennaio-11 aprile 2021 i casi effettivamente diagnosticati in Calabria sono stati 27.091
i casi dichiarati all'Istituto Superiore della Sanità per il corrispondente periodo sono stati 23.789, cioè a dire la contabilità reale è stata scremata di 3.302 casi, che corrisponde al 12,20% in meno dell'intero volume delle positività diagnosticate. Questo è un dato indiscutibile, documentalmente verificabile, che si coniuga a un altro dato inconfutabile. Ogni settimana l'Istituto Superiore della Sanità rispetto alla Calabria elabora un monitoraggio valutando un dato alterato nella sua autenticità. Ripeto, nella sua autenticità. Ora, la discrepanza è il prodotto di un errore in perfetta buona fede, per carità, ci mancherebbe altro, può darsi, e tuttavia l'errore consegnerebbe una eclatante manifestazione di sciatteria. È mai possibile che in 3 mesi nessuno si sia mai accorto dell'errore, del recidivo, nonostante incolpevole errore? E tuttavia la discrepanza si consegna anche ad altri registri interpretativi, perché in Calabria da 14 settimane vengono trasferiti a Roma numeri sempre sbagliati per difetto. La cronaca adesso, colpo alla Cosca Pesce di Rosarno, 53 arresti e sequestro di beni per un valore di oltre 8,5 milioni di euro. Il blitz scattato oggi contro la Cosca Pesce di Rosarno è il frutto di 2 attività investigative, una denominata Andover della squadra mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria e quella dei Carabinieri del Rosso e del GICO della Guardia di Finanza denominata Pecunia. 53 provvedimenti eseguiti, 49 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 ai domiciliari che hanno riguardato evidentemente 49 soggetti, più 4 misure cautelari di sequestro di una cooperativa agricola il cui valore è di oltre 8,5 milioni di euro. Sono i numeri dell'operazione fatta scattare congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri e Fiamme Gialle all'alba. Associazione mafiosa, detenzione, porto e ricettazione di armi, estorsioni consumate e tentate, favoreggiamento personale, traffico e cessione di droga, in particolar modo marijuana e hashish, le accuse che la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha formalizzato nella richiesta dei provvedimenti restrittivi che sono stati accolti e firmati dal GIP di Reggio. Squadra mobile e servizio centrale operativo hanno eseguito le 49 misure cautelari personali. Ross e GICO hanno provveduto all'esecuzione dei 4 provvedimenti di sequestro relativo alla cooperativa agricola di cui abbiamo parlato. Anche l'inchiesta odierna conferma il potere della Cosca Pesce a Rosarno e nella piana di Gioia Tauro. Le 2 indagini confluite nel blitz odierno hanno ulteriormente dimostrato la grandezza e l'enormità appunto degli interessi del clan anche all'estero. Operazione antidroga della DDA di Catanzaro, 21 indagati, 11 in carcere. Una presunta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e marijuana nell'area del Basso Ionio Catanzarese, con proiezioni nella provincia di Reggio Calabria. Soverato, Guardavalle, Montepaone, Davoli e Catanzaro erano il baricentro dell'organizzazione criminale, con proiezioni nel Lazio, in Toscana e Lombardia, funzionali al rafforzamento della capacità operativa del sodalizio. Un traffico di droga che proveniva dal Sud America, in particolare dalla Colombia, si estendeva in mezzo mondo. L'indagine condotta dai Carabinieri di Catanzaro e Soverato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, partita dal 2019, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 21 indagati, 11 in carcere e 10 ai domiciliari. Ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento con l'aggravante di aver indotto minorenni a commettere tali reati. In questo caso il coinvolgimento di minorenni in una struttura di spaccio di sostanza stupefacente che ha dei suoi legami con esponenti di rilievo che gravitano nella Cosca Gallace. Questo è un elemento caratterizzante della indagine di oggi.
diversi tentativi per eludere le indagini, come questo che vi mostriamo, in cui hanno tagliato dei cavi di corrente lasciando al buio una palazzina di guardavalle. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati 7.000 euro in contanti, cocaina e una botola in costruzione che conduceva direttamente nella casa di un indagato. Infatti, percorrendo il cunicolo, i carabinieri sono riusciti a sorprendere un accoscato entrandogli direttamente in casa. Quello che emerge è il ruolo di corrieri affidato a insospettabili minorenni. Un assenteista seriale intascava lo stipendio senza andare a lavorare, indagato un dipendente dell'ospedale di Catanzaro. 15 anni di retribuzioni senza però mai recarsi al lavoro, un assenteista seriale scoperto dalla Guardia di Finanza, dipendente dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le indagini hanno portato all'iscrizione a vario titolo sul registro degli indagati di 7 persone superiori che non avrebbero adottato provvedimenti nei suoi confronti. 538.000 euro complessivi, soldi guadagnati dal 66enne alle porte forse della pensione, senza però mai recarsi effettivamente sul posto di lavoro. Il sogno italiano potrebbe essere una sceneggiatura del prossimo film di Checco Zalone. Permetteteci la battuta. Gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno consentito di rilevare che l'uomo, già in organico all'azienda, nel 2005 era stato assegnato al centro operativo emergenza incendi dell'ospedale catanzarese, ma attraverso l'esame dei tabulati di presenza, dei turni di servizio e delle testimonianze di alcuni colleghi non si è mai recato in servizio. Avrebbe fatto ricorso tramite intervento di terze persone anche a condotte estorsive, secondo quanto ricostruito dalle indagini. Nel 2020 l'azienda ha avviato un primo procedimento disciplinare nei confronti dell'uomo, evidenziando la condotta assenteistica, e il dipendente è stato poi licenziato. E vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Giornata negativa per l'azionario, appesantito dalle recrudescenze del virus in alcune aree, che ha stemperato l'ottimismo per un rimbalzo dell'economia globale. Le preoccupazioni per i contagi penalizzano soprattutto i comparti legati ai viaggi e al turismo e alimentano i dubbi sui piani di riapertura in alcuni paesi. Negli USA arretrano anche le big del tabacco in scia alle indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Biden starebbe valutando di imporre una riduzione dei livelli di nicotina nelle sigarette. In Europa l'EMA ha dichiarato che il vaccino di Johnson & Johnson presenta più benefici che rischi, ricalcando quanto già affermato per AstraZeneca. A Piazza Affari il FTSE chiude in calo del 2,4%, sottotono come il DAX di Francoforte meno 1,6%, il FTSE 100 di Londra meno 2%, il CAC 40 di Parigi meno 2,1% e l'Ibex 35 di Madrid meno 2,9%. In ribasso a Wall Street anche Dow Jones meno 0,9%, S&P 500 meno 0,9% e Nasdaq meno 1,2%, con gli operatori in attesa dei conti di Netflix in uscita stasera. Sul Forex l'euro-dollaro si stabilizza a 1,204, il cambio tra biglietto verde e yen si attesta a 108,6, hanno invertito la rotta le quotazioni del greggio con il Brent meno 1,1 a 66,3 dollari e il WTI meno 1,7 a 62,4 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 104 punti base con il rendimento del decennale italiano lo 0,78. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono gran parte delle big cap, resistono Diasorin più 1%, Amplifon più 0,9% e Recordati più 0,1%, mentre arretrano soprattutto i bancari Banco BPM meno 5,6%, Biper meno 5,4% e Unicredit meno 5,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, tempo in graduale miglioramento seppur non mancheranno residui episodi instabili, temperature in lieve aumento ma ancora sotto le medie del periodo. Domani avremo ampie schiarite ovunque con cielo che si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve aumento specie nei valori diurni. Per domani mari calmi o poco mossi, venti deboli dai quadranti meridionali.
Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.